Sarà un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in prefettura a decidere la sorte della zona rossa della stazione di Padova e conto alla rovescia per il 6 maggio, giorno in cui scadrà la proroga alla sperimentazione che era partita lo scorso febbraio, con Padova, prima città del Veneto, ad adottare il provvedimento. Se non ha mai fatto mistero delle sue perplessità il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e buona parte della sua maggioranza, di parere diverso il capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Cavatton. I benefici della zona rossa sono evidenti a tutti, tranne a chi non la vuole per motivi ideologici. È una decisione che spetta all'istituzione del prefetto, sulla quale però noi diamo tutto il nostro sostegno. Qualora i dati ci indicassero che non solo ha avuto reale efficacia, e questo lo sappiamo già, ma che vada necessariamente prorogata, ci troverà dalla sua parte. Da Cavatton la proposta di ampliare il provvedimento ad altre zone della città. Invito anche tutte le istituzioni coinvolte a considerare la possibilità di allargare la zona rossa ad altre parti del territorio, perché se la stazione, che è chiaramente un'area dove sono presenti grandi criticità da un punto di vista criminale, è in qualche modo stata monitorata e riportata a una normalità, ci sono però altre aree della città che sfuggono al controllo delle forze dell'ordine, a meno che non vi siano provvedimenti quali le zone ad alto impatto, zone rosse.